100 misti femminili, Costanza Cocconcelli alla 4, è la quarta di sempre in Italia, 60,05 il suo PB. Ilaria Bianchi è la quinta di sempre in Italia con 60,54. Vediamo al termine della frazione dorso quella che è la situazione, il distacco tra le due atlete dell'azzurra. 28,23 Cocconcelli, 37 i centesimi su Ilaria Bianchi in seconda posizione. Dunque frazione della rana con la Cocconcelli che sembrerebbe aver incrementato in corsia numero 4 e ora c'è la frazione dello stile libero, ha vinto il titolo junior europeo sui 50, quindi scappa letteralmente via, arriva l'ennesimo successo per Costanza Cocconcelli che vince i 100 misti. 60,88, davvero gran bel tempo e grande vittoria per lei, 60,88. Ilaria Bianchi 1,2,96, quindi è Anita Bottazzo in terza posizione con 1,03,10.